Pronti, via, e il Chievo passa subito in vantaggio con un colpo di testa di Bertagnoli, insacca la palla alle spalle del portiere D'Andrea e i clinensi si portano sull'1-0 e siamo solo al 10° minuto del primo tempo. Il Napoli parte malissimo contro il Chievo Verona, in svantaggio ci prova dopo il gol Ciro Palmieri con il tiro dalla lunga distanza, anzi dal centrocampo, ma è solo frustrazione. Il Chievo fa girare palla, il centrocampo del Napoli sembra assente, ma invece Mamas gira per Sgarbi che prova il tiro a giro, ma la sua palla viene deviata dal difensore. Il Chievo è attivo e ci prova con tantissimi tiri da fuori dell'area, ma trova Andrea che è una vera e propria saracinesca. Palmieri al minuto 20 ci prova con un altro tiro a giro, ma il pallone non è così preciso e finisce fuori. Ancora Palmieri su calcio di punizione ci prova, ma è solo una telefonata chiara ed evidente per il portiere del Chievo Verona. Sul finire del primo tempo ci prova anche Mamas dalla lunga distanza, ma il pallone sfiora la traversa. Termina la prima frazione di gara sul risultato di 0-1 per il Chievo Verona. Si parte pronti via e siamo alla ripresa con Palmieri che sbaglia un passaggio decisivo per Sgarbi che poteva mandarlo in porta. Il Chievo è vivo e vuole raddoppiare proprio in questa occasione con Giawarà che non trova il pallone. Questa l'occasione evidente che avrebbe potuto cambiare la partita. Il difensore del Chievo atterra Sgarbi in area di rigore. Per l'arbitro non è fallo, anzi è simulazione di Sgarbi. Minuto 33, punizione a 2. Ciro Palmieri si presenta sul pallone, ma la sua conclusione è alta. La disperazione di Baronio è tantissima perché voleva il tiro basso. Ci prova anche Zanoli con un tiro cross, ma il portiere del Chievo è attentissimo. Un'altra punizione a 2. In questo caso è Bertoli che calcia, sbatte il suo tiro sulla barriera, calcio d'angolo, rovesciata di Zanoli, ma la palla termina fuori. Non c'è più tempo, gli azzurri perdono allo Iannino di Frattamaggiore, si fanno scavalcare dal Chievo Verona in classifica. Ora testa alla prossima partita che spetta agli azzurri il 24 aprile, c'è Torino-Napoli, un big match da non perdere. Mister, ti abbiamo visto spesso in panchina urlare sull'atteggiamento, che poi è il tuo tasto più importante, quello su cui hai costruito tutto il tuo percorso. È un passo indietro oggi sotto questo aspetto? È un passo indietro perché non possiamo prescindere da questo, quindi mi prendo la responsabilità perché probabilmente ieri nella rifinitura per tante cose non sono stato io bravo a trasmettergli quella tensione che serve ed è giusto da avere prima di una partita, quindi io l'ho detto ai ragazzi che loro devono stare tranquilli, che mi prendo tutte le responsabilità della partita di oggi, insomma, quindi l'atteggiamento non era corretto per colpa mia, ecco, quindi ho sbagliato qualcosa e niente, insomma, siamo ancora in un posto di classifica che ci permette di raggiungere ancora adesso il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, e quindi speriamo che poi non ci fa bene sicuramente ristaccare un'altra volta col campionato, perché ritorneremo a stare fermi. Però insomma lavoreremo sicuramente meglio durante la settimana per cercare di evitare ancora questi cali di tensione. Al di là dell'atteggiamento si aspettava qualcosa in più negli ultimi minuti, c'è una squadra che poche volte è riuscita a rendersi pericolosa. No, mi aspettavo di più dall'inizio della partita. Non è che posso pensare che la mia squadra sia pericolosa negli ultimi minuti, io devo aspettarmi che la mia squadra sia pericolosa dall'inizio. La mia squadra è stata pericolosa in alcune situazioni, ma non è stata lucida a fare gol e non è stata lucida magari a leggere meglio alcune situazioni. Vedi giocatori spesso in fuorigioco e non è un dettaglio. Anzi, non è un dettaglio da poco, perché se vai spesso in fuorigioco vuol dire che tu non sei attento. Ma questo, come ho detto prima, dipende tutto da un atteggiamento iniziale che purtroppo non è solo partito da oggi, d'inizio della partita, ma è partito da ieri e probabilmente è colpa mia perché non sono riuscito a trasmettergli la tensione giusta, cosa che invece dovevamo avere. Mister, oggi sono state due assenze importanti come Gaetano e Zedatka. Gaetano comunque dava gioco e anche vivacità al Napoli. Si è già pensato a qualche soluzione tattica e soprattutto su Zedatka non è stato convocato dalla prima squadra. Se sa qualcosa, se è un motivo tecnico oppure un infortunio? No, non so nulla, mi mancavano Gaetano e Zedatka perché servivano alla prima squadra, quindi io lavoro in funzione anche della prima squadra, quindi se li hanno chiamati e non ce li hanno dati è perché hanno ragione loro ed era giusto che loro stessero su, insomma. E la soluzione tattica per rimediare all'assenza di Gaetano già la sta pensando oppure no? Non è che se togliamo Gaetano devo stravolgere tutto, tolgo Gaetano e se vi ricordate spesso Gaetano in Youth League non ha giocato titolare, quindi non ho cambiato e non ci sono state altre soluzioni. È ovvio che mancando Gaetano e Zedatka ti mancano due giocatori bravi, ma
ne ho altrettanti che possono giocare, altrimenti giocheremo in 10, ma non è così, quindi stanno su perché meritano di star su e se Ancelotti e la società, Giuntoli, chi per loro hanno deciso che oggi non dovevano stare con noi, ma perché è giusto così. Come valuta la prestazione di Palmieri, Zanon? Ciro sicuramente poteva fare molto meglio, è stato protagonista in negativo su alcuni episodi dove un giocatore come lui che deve migliorare ancora molto, e sono ragazzi che purtroppo quando si pensano magari di essere molto bravi è l'inizio di un loro appannamento, chiamiamola così. Loro si devono giustamente sentire bravi, ma durante la settimana devono lavorare meglio, e quando tu in partita hai tanti episodi e spesso li sbagli non per questioni tecniche ma per questioni soltanto mentali, vuol dire che in settimana bisogna lavorare meglio, perché la partita non è soltanto episodio e quindi io arrivo alla partita concentrato, no, concentrato devi stare i 6 giorni prima della partita, e poi la partita dipende da tantissime cose, ma se non ci si prepara bene durante la settimana, lui come tutti gli altri si fa fatica. Simone non stava benissimo fisicamente, ma ha fatto la sua gara, è ovvio che debba migliorare, non dimentichiamoci che è uno di quelli che è arrivato a gennaio, quindi può fare un po' più fatica rispetto agli altri, gioca in una posizione che non è sua perché è destro, quindi i ragazzi hanno fatto una prestazione non a livello delle ultime, e con tutto questo si poteva anche non perdere, perché fossimo stati un po' più attenti potevamo anche non perdere, ma purtroppo è andata male. Lei ha parlato di concentrazione, di attenzione che è mancata, forse anche un po' troppo nervosismo. Abbiamo visto alcune volte i suoi giocatori che si sono richiamati anche tra loro. Cosa non è andato in questi giorni? Poi che lei ha detto anche in allenamento, ieri non gli sono piaciuti. È come quando uno va a scuola, no? Se uno è preparato e sa la lezione, la professoressa gli può fare qualsiasi tipo di domanda che comunque rimane sereno, perché in qualche modo riesce a rispondere. Ma quando tu non hai preparato per bene la lezione, se poi succede un episodio che la professoressa ti fa una domanda che tu non ti aspetti, come poteva essere il gol dopo 10 minuti, un quarto d'ora, ti scombussola un po' tutto il tuo piano, no? E quindi, non essendo concentrato al massimo e non avendo preparato bene la lezione, come ho detto prima, durante la settimana, il primo episodio negativo ti porta a questo nervosismo, che è come se tu prendessi una botta e lì incominci a svegliarti e non riesci a capire il perché sta succedendo quello. Il problema è che noi grandi dello staff, cerchiamo di dirgli che può succedere questo, ma se tu non sei preparato, il primo impatto è che diventa poi difficile recuperare la partita, e poi è un susseguirsi di errori, di sbagli, di nervosismo, magari anche tra compagni. Questa è la normalità nel senso che può succedere all'interno di un gruppo di ragazzi, però non dovrebbe succedere, perché tutte queste cose gli sono state dette prima e durante la settimana, e quindi insomma vanno migliorate. Grazie mille, mister. Prego.